È la nostra serata preferita perché siamo d'estate, siamo in città, siamo al fresco e siamo andati a prendere Elena da Montepulciano, che anche lì si sta ancora meglio perché fa ancora più fresco, per portarla a Firenze. E cosa avete portato da Montepulciano, che è una zona famosa per il Sangiovese, per i rossi, per rinfrescarci stasera? Abbiamo portato un bianco, un rosso e un nobile, che sono tre vini che possono rappresentare benissimo l'estate e le serate come questa. Il bianco è soprattutto malvasia aromatica. Abbiamo una zona vicino alla cantina che si chiama zona di Martiena. Qua i terreni sono molto ricchi di sabbia e anche di calcare, quindi la sabbia dà questa freschezza, questo frutto importante. La malvasia comunque è un vitigno aromatico e quindi si esprime molto bene la frutta, mentre il calcare ti dà questa sapidità, che ti dà questa sensazione di lunghezza in bocca senza nient'altro, perché alla fine un vino bianco deve essere fresco, minerale, molto piacevole da Deve bere. lasciare anche presagire quel qualcosa di più, no? Che te lo può rendere un pochino più intenso. In effetti questo riesce perfettamente ed è particolare che si riesca a farlo in una zona tenuta famosa per i vini rossi. Questo è un vino fresco, polposo, ricco, con questa nota bella piccante che va sul finale. In effetti il suo lo fa, mi torna all'origine di questo vino. Però per venire a vini più classici della zona, no? Ovviamente la zona famosa per il Sangiovese, per il nobile. Ecco, ma d'estate si può bere nobile Montepulciano anche d'estate? Assolutamente sì, tra l'altro Francesco Redi diceva che il vino nobile di Montepulciano è un vino perfettissimo per l'estate e per l'inverno, quindi ha una freschezza, comunque si parla di Sangiovese, la forza del Sangiovese è veramente una buona acidità che lo rende tranquillamente godibile anche d'estate e anche per l'inverno, perché comunque ha un calore che ti riscalda il cuore anche d'inverno. L'inverno è un classico nella nostra trattoria, è il vino d'eccellenza per la bistecca alla fiorentina, il nobile, però proprio per la sua morbidezza che non dà mai sull'amaro può essere anche raffrescato bene, cioè raffrescato vuol dire servito a 16 gradi, non da frigorifero, ma servito leggermente, non dà quella nota di amaro e di tannico che danno altri rossi toscani messi in frigo. Quindi vi assicuro che il nobile effettivamente fra tutti i grandi rossi toscani ha veramente quello spunto particolare da assaggiare. Poi queste note di prugna, di amarena, questo floreale e questa nota piccante che ci sveglia un po' delle serate estive. Assolutamente, questo tra l'altro è un Sangiovese al 90% e 10 Canaiolo, quindi si parla proprio di vitigni autoctoni e di rispetto del Sangiovese. Quando si beve vino nobile di Montepulciano in questo caso si riesce a riconoscere un territorio, una terra, una tradizione. Comunque siamo la prima diocesi in Italia, quindi il Sangiovese deve essere assolutamente rispettato ancora di più. Grazie mille Elena. Montepulciano sarà nei nostri bicchieri anche quest'estate di sicuro.